Buongiorno, intanto sono Fiorello Terzariol, un tecnico di Condifesa a Treviso, Vicenza e Belluno. Ci troviamo in questo meraviglioso ambiente che è quello della scuola enologica di Conegliano, la più antica, ma ormai queste cose le sappiamo un po' tutte, la più antica scuola enologica d'Italia. Ci troviamo tra l'altro nei pressi della Bottega del Vino, un altro gioiello dello stesso istituto. Il motivo per cui siamo qui oggi è che stiamo chiudendo 2 corsi che sono stati creati all'interno di BODI, del bollettino fitosanitario digitale, in un'applicazione che il Condifesa ha creato insieme a 2 partner, la Radar Meteo e lo spin-off della Università Sacro Cuore di Piacenza, che riguarda un'applicazione nell'uso di prodotti fitosanitari a livello della viticoltura. Una cosa sempre che richiede sempre maggiori esigenze, avere idee chiare su quando si può intervenire. Adesso abbiamo un ulteriore supporto, oltre ai nostri bollettini fitosanitari, che troviamo ormai da una trentina d'anni all'interno del territorio trevisano, anche un supporto scientifico determinato da modelli previsionali che applicano un algoritmo e mettono insieme quella che è la meteorologia, la difesa fitosanitaria e appunto questo modello matematico per dare un supporto alle indicazioni e all'applicazione stessa dell'intervento con i prodotti fitosanitari, quelli purtroppo conosciuti come pesticidi. Noi non ci siamo fermati di fronte a questo, continuiamo ad avanzare, a richiedere, a modellare qualcosa che sia sempre di maggiore aiuto ai viticoltori per quando è possibile e quando è strettamente necessario l'intervento con un prodotto che serve a salvaguardare la coltura della vite. Buongiorno, ci troviamo oggi all'ultima lezione di questa sessione di corsi su BODI e di agrometeorologia applicata. Abbiamo oggi una ventina di studenti ed è la 4ª e la 5ª edizione che stiamo chiudendo di questo corso. Grazie a degli importanti finanziamenti del PSR della Regione Veneto e in collaborazione con l'ente di formazione di Coldiretti Impresa Verde riusciamo a contattare centinaia di viticoltori che decidono di mettersi in gioco per conoscere questa nuova applicazione BODI. Questa applicazione, oggetto proprio di un finanziamento specifico come strumento innovativo, deve essere calata nelle realtà dei vigneti e quindi che ci sia la disponibilità di imprenditori viticoli di dedicare 3 giorni e mezzo a crescere, a conoscere l'applicazione in chiave di sostenibilità per noi è molto importante, quindi speriamo che questi finanziamenti proseguano e che diano altre opportunità.